I cancelli del Parco Lulù si sono riaperti. L'area giochi, creata 2 anni fa dal cantautore Nicolò Fabi in onore della figlia Olivia prematuramente scomparsa e donata al quartiere Tamburi, era stata chiusa a causa del mancato rinnovo di manutenzione da parte del comune. Questa mattina i volontari di Isola Cooperativa Sociale hanno temporaneamente preso in gestione la piccola biblioteca che si trova all'interno del parco. Un risultato ottenuto grazie agli sforzi del presidente della cooperativa Paolo Vinci. Abbiamo avuto notizia della chiusura del parco e da subito abbiamo compulsato il comune per essere disponibili a essere di supporto fino a nuova gara. E il comune di Taranto, nella persona della RUP di Monica Ricchiuti, ha da subito raccolto la nostra iniziativa e nell'ambito del progetto LGNet 3 ci ha concesso di poter sviluppare le iniziative di impegno civico che noi già svolgiamo regolarmente nell'ambito del progetto presso il parco di Lulù. La biblioteca, come anche i bagni che si trovano all'interno del parco, sono circondati da erbacce che impediscono l'accesso e da rifiuti gettati dai passanti. La pulizia e la manutenzione dell'area sono i primi obiettivi per poi dare il via ad una serie di attività ricreative e programmi educativi dedicati ai bambini del quartiere. Ma svolgeremo le nostre attività ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e 2 sabato al mese per attività di impegno civico che coinvolgeranno l'intera cittadinanza. Durante questi orari l'intera cittadinanza può accedere al parco, i bambini possono giocare, possono partecipare alle nostre attività e liberamente godere dello spazio. La riapertura del Parco Lulù ha attirato l'attenzione di molti genitori che in questi 2 anni hanno sofferto e protestato per l'assenza nel quartiere di spazi dedicati al divertimento dei propri figli. Questi bambini non hanno niente sui tamburi, avevano solo quel parco e a me non mi sembra giusto che quel parco rimane chiuso, anche perché i bambini hanno bisogno di uno sfogo. Qui già non c'è niente. Non è bello che i bambini saltano perché vogliono giocare, si mettono anche a rischio, oppure stanno in mezzo alla strada. Questo parco dovrebbe aprire perché i bambini hanno il diritto di giocare. Io solo quello penso. E non mi sembra proprio ingiusta questa cosa. E per me, sinceramente, è la cosa più giusta che possano fare, sinceramente, anche perché qua sui tamburi, voglio dire, non c'è chissà che. Beh, sono contenta, è un parco per i bambini più che altro.